chiamo Simone Ciferni, sono di Nuoro, ho speso l'infanzia nel borgo di cui vi parlerò poco dopo. Dopo aver studiato a Cagliari ho girato un po' tra l'Inghilterra e il Sudafrica alla ricerca di, la mia mission. Una volta tornato dal Sudafrica ho potuto, mi sono potuto avventurare in un corso turistico dedicato all'enogastronomia. Tutto ciò poi mi ha portato a quello che sono oggi, quindi quello che sto cercando più che altro di costruire, ovvero un prodotto turistico basato sull'enogastronomia e sulle tradizioni in un borgo, chiamato Lollovo. Questo sono io. Talent Up è stato per me un percorso di crescita sotto molti punti di vista. Il primo dei quali a livello umano, perché comunque mi ha dato la possibilità di rapportarmi e conoscere e stringere delle grosse amicizie con più o meno una cinquantina di persone, 28 delle quali mi hanno accompagnato appunto in America. Però sotto tutti i punti di vista è stato veramente molto formativo da quel punto di vista. A prescindere dall'aspetto umano, a livello, è stato come un incubatore, un acceleratore. Mi ha ascoltato, mi ha seguito durante la crescita e mi ha dandomi magari tutti gli strumenti per poter evolvere in un qualcos'altro. Questo è stato Talent Up per me. Dal punto di vista, della startup, c'è stata un'evoluzione. Se pensiamo che il progetto originario partiva da un piccolo borgo, ok? E tramite il percorso fatto in America, quindi San Francisco e Washington, si è passati da un progetto basato su un borgo a un progetto che invece si basa su tutti i paesi nelle stesse condizioni di quel borgo, che solo in Italia sono circa 5.000, che nei prossimi 10 anni potrebbero sparire. Quindi c'è stato un gap gigantesco da questo punto di vista, vedendo il progetto di ieri e il progetto post Talent Up. Senza ombra di dubbio. Qui si è partiti, mi sono affiancato a loro, ho appreso tanto da loro, sempre rimanendo nel campo dell'innovazione, ma per quanto riguarda il sociale. Quindi si parla di un altro tipo di innovazione. Ovviamente ho preferito prima farlo vedere che raccontare Lollove, quindi con la scusa ho potuto creare tutta una serie di contenuti proprio per cercare di trasportare quanto più possibile, in questo caso, gli americani dentro quel mio mondo, per darmi una mano quindi nel cercare di costruire questo ponte tra noi e loro. Io ho colto l'occasione con Talent Up per verificare se effettivamente il target della grande città, il cittadino medio della metropoli, potesse essere effettivamente interessato a rallentare i propri ritmi, magari in un borgo medievale come quello di Lollove. Quindi cosa abbiamo? Qui abbiamo da un lato un sistema molto veloce, strettamente collegato e connesso, e dall'altro invece abbiamo un borgo medievale fermo nel tempo con 13 residenti contraddistinto per la totale assenza di servizi e di segnali. Quindi ho cercato un attimino di capire se ci fossero questi presupposti per collegare i due. Effettivamente ci sono. Ho raccolto tutta una serie di feedback molto positivi, che si tratta un attimino di contestualizzare magari in un'offerta coordinata con altre destinazioni simili appunto a Lollove. Però ho potuto constatare che il detox in questo senso risulta essere un prodotto appetibile al cittadino medio della grande città. Come vi dicevo,
In origine il progetto era focalizzato solo e esclusivamente sul borgo di Lollove, con lo scopo di utilizzare le tradizioni sotto forma, diciamo, rendendole fruibili turisticamente senza alterarne l'autenticità, indirizzandolo in questo caso a un target medio-alto straniero. Come detto, si è partiti dal borgo di Lollove, ma come diciamo la Silicon Valley insegna, un progetto può essere replicabile e scalabile. Quindi ci si è concentrati su questo fondamentalmente, pensando non più a un borgo, bensì a un modello che si potesse applicare appunto su tutti questi borghi. Perché diciamo vuole essere la risposta allo spopolamento e all'abbandono. Quindi cercando di trarre fattori apparentemente negativi che possono portare appunto allo spopolamento e all'abbandono, indirizzandoli al giusto target per ricreare un'economia negli stessi. Questo è diciamo in 2 parole il progetto che da circa 2 anni e mezzo oramai mi accompagna. Partiamo dal test appunto Lollove, diciamo dove ho iniziato appunto a operare insieme a tutta una comunità. Si parte, come dicevo prima, dalle tradizioni. Queste tradizioni, diciamo, è essenziale studiarne la fruibilità a livello turistico, ma non da solo ovviamente, con la comunità. Nel senso, nel caso di Lollove stiamo parlando di 13 residenti, quindi si è fatto leva, diciamo, ai fini di un prodotto appunto turistico appetibile e ecosostenibile, sul fatto che qui un cittadino può diventare un locale dopo appena 2 giorni. Perché? Perché si fa parte, diciamo, di una comunità quando la comunità stessa è in grado di riconoscerti. Qui 13 persone che insomma memorizzano magari un nome, conoscono una persona, lo si può ben fare nel giro di 2 giorni. Qui ovviamente nel borgo di Lollove ho, insieme appunto alla comunità, ci si è fermati a riflettere su quelle che sono le tradizioni e su quelli che diciamo potessero essere i modi per renderli fruibili appunto agli occhi di un ospite. Quindi in questo senso viene in risalto il termine esperienza, quindi qui si dà la possibilità effettivamente all'ospite di vivere la quotidianità del borgo, quindi facendo personalmente, ecco, tutte le esperienze, quindi tutte, diciamo, i laboratori, in questo senso stiamo parlando di passeggiate nella natura, tutta un'altra serie di cose. Per fare questo ovviamente abbiamo dovuto abbinare diciamo il tutto a uno studio basato sul carico, sulla capacità di carico antropico del borgo, perché se l'obiettivo nostro, in questo caso del progetto, vuole essere quello di attrarre un determinato target, per forza di cose, per preservare la destinazione, per preservare questa magia, si doveva diciamo articolare il tutto calibrandolo sui 13 residenti. È inutile che su 13 residenti poi arrivi un pullman da 50 persone. Capite bene che non ci sarebbe autenticità, o perlomeno determinati comportamenti spontanei verrebbero comunque soppressi. In questo caso quindi stiamo parlando di un'offerta calibrata su un determinato numero di persone, che in questo caso risulta essere pari a 10, in grado di vivere la quotidianità del paese, ma diciamo tramite le sue dinamiche sociali, perché alla base di tutto c'è la socialità, c'è una comunità che apre le porte, in questo caso a un ospite che viene appunto da un altro contesto totalmente diverso, che ha necessità di riprendere un attimino quell'equilibrio personale, ecco. Questo è quello su cui stiamo lavorando come comunità. Senza ombra di dubbio, penso che soprattutto in ottica di una certa internazionalizzazione sia essenziale. Per questo, diciamo, per questo motivo
finito il progetto Talent Up, dall'America mi sono spostato alla Costa Rica. La Costa Rica risulta essere uno dei benchmark per eccellenza al mondo come ecoturismo. Quindi sono andato là in una piccola comunità, studiandone quindi quali fossero appunto gli aspetti variabili che variano in ragione della cultura, a quelli comuni ai borghi o i paesi o le comunità di piccole dimensioni. In questo senso, insieme a altre tante conoscenze sempre fatte tramite il progetto Talent Up con il Perù, ho cercato di mettere tutto insieme, quindi per arrivare a un modello che è diciamo un modello di base che si possa applicare ai paesi di piccole dimensioni e che però ovviamente andrà a variare in ragione di quella che è la cultura, di quella che sono le caratteristiche ambientali del posto e economiche. L'innovazione per me è un modo alternativo di vedere le cose. Può sfociare appunto nella tecnologia, e quindi qui stiamo parlando di diciamo un qualcosa di nuovo, un qualcosa di diciamo tecnologicamente avanzato, ma nel mio campo, quindi nel campo del sociale, l'innovazione rimette in gioco tutta una serie di fattori che già ci sono, quindi che non vanno creati e che però diciamo vanno riformulati per ottenere un risultato migliore, più all'avanguardia. Fare innovazione in Sardegna, diciamo, può avere una duplice valenza. Può essere positiva perché diciamo noi viaggiamo in media sui 10-15 anni in ritardo rispetto a determinate realtà, non in tutti i campi ovviamente i settori, però su determinati settori sì. Questo ritardo può essere volto a nostro favore perché ci può dare la possibilità di comunque riflettere meglio sulla novità, sulle varie implicazioni, per contestualizzarlo meglio alla nostra, in questo caso alla nostra realtà, alla nostra isola. In questo senso risulta essere essenziale girare, scoprire il mondo per poi riportare il tutto in Sardegna. Infatti in questo senso molte generazioni, sto notando piacevolmente il fatto che molte generazioni stanno ritornando in Sardegna e hanno innescato questo meccanismo. Quindi le conoscenze stanno ritornando in Sardegna e quindi questo forse nei prossimi anni ci potrà diciamo aiutare a ridurre quel gap, quel ritardo che comunque su determinati settori ci contraddistingue. Io me la immagino ricca, diciamo, delle generazioni che in questo momento stanno fuori, ok? Quindi vedo, o perlomeno spero, in un loro ritorno, in modo tale da poter accrescere, diciamo, il grado di conoscenza della nostra isola e quindi colmare questo gap. Questo io lo credo perché effettivamente mi accorgo nel mio campo che positivamente che le cose stanno cambiando in meglio. Lo si vede sono piccoli segnali, ok, che vanno percepiti, perlomeno io li voglio percepire così. Sto notando che molti stanno tornando, c'è molta positività. Non è per niente semplice, però le cose stanno cambiando, quindi la vedo molto più avanti tecnologicamente parlando e molto più proattiva a quelle che potrebbero essere le dinamiche internazionali, perché questo tempo secondo me ci sta servendo per renderci consci di quello che siamo e di quello che ci circonda nel mondo. E quindi questo ci aiuterà a posizionarci bene, sia a livello turistico, col giusto turismo, sia in tutti i campi, a livello tecnologico, in tutti i settori.